Partiamo da San Vito, dalla colata inarrestabile che scende dal versante di Croda Marcore e che tiene col fiato sospeso ad ogni temporale. E così, dagli eventi clamorosi dell'estate 2025 e oggi, grazie ai lavori realizzati negli scorsi mesi, i sistemi di allertamento collegati a impianto semaforico sulla 51 di Alemagna all'altezza di Pontevenco sia nelle condizioni di prevenire il peggio. È accaduto giovedì nel primo pomeriggio e di nuovo in mattinata, come mostra il video postato dalla collega Nives Milani di Radio Cortina. Dalla scorsa serata ANAS ha emesso un avviso in via precauzionale di temporanee chiusure della statale 51 di Alemagna, almeno fino a quando permarranno condizioni meteo di diffusa instabilità. Nel pomeriggio il Bellunese è stato attraversato da temporali che hanno segnato un repentino cambio di passo, termometri giù di oltre 10 gradi con valori pressoché pari alle medie del periodo. I vigili del fuoco sono stati impegnati per interventi di rimozione rami, piante e pietrisco sulla sede stradale in diverse zone della provincia. In mezzo c'è l'allarme di Lega Ambiente sul ghiacciaio della Marmolada che arretra e le Dolomiti in sofferenza con il permafrost che si degrada rendendo i versanti sempre più instabili. Il mese di luglio è stato eccezionalmente caldo in quota con lo zero termico oltre i 4.000 metri e la crisi dei ghiacciai investe anche la disponibilità estiva di acqua. Lega Ambiente ha chiesto alla Regione Veneto di accelerare l'approvazione della strategia di adattamento ai cambiamenti climatici avviata nel 2021 e ancora in attesa di iter conclusivo.